Ciao a tutti, siamo qui all'agriturismo La Jasena e ci stiamo rilassando un po' nell'area relax e come vedete c'è una sauna con vista, quindi con il vetro, l'idromassaggio e le montagne. Domani invece saremo diretti al Neve Gall dove faremo il percorso delle creste e abbiamo letto ci sia una bellissima vista sul lago e comunque anche le montagne saranno bellissime, quindi non vediamo l'ora di portarvi con noi domani. Ciao a tutti, oggi è domenica, come ieri vi ha illustrato Giulia. Oggi partiamo per il sentiero delle creste del agriturismo Casera. Niente, sarà un percorso di 2 ore e 30 circa e parte subito in salita. Questo è il lago Santa Croce che si vede dopo il primissimo tratto del percorso che stiamo facendo. Il primo tratto è tutto in salita, poi il resto c'è un po' di saliscendi, un po' di pianura, un misto diciamo, però niente di difficile. Molto bello, vi consiglio di prendere il percorso, quello un po' più esposto, niente di pericoloso, però panoramico diciamo, percorso panoramico, invece di quello interno. Probabilmente l'arrivo è questo qui, che si vede un po' distante, penso mezz'oretta. E il sentiero sta tutto in cresta. Eccolo qua, il rifugio Col Visentin. Arrivati. Giulia, com'è andata? Bene. Ecco qua il panino hamburger di speck e formaggio. Siamo nella via di ritorno. Abbiamo percorso, andiamo sul percorso quello ufficiale. Siamo fermati a fare un'altra pausa. Credimi che sono bello però. Sei sempre bello poi. Credo. Buon? Devo ancora assaggiare. Dai. Le bon, mamma che buono. Retrogusto? Un po' fruttato. Adesso stiamo finendo la nostra passeggiata e è stata una bella giornata, speriamo vi sia piaciuto. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e a mettere mi piace al video per sostenerci e ci vediamo
nel prossimo video. Ciao!